E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Zanirato per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Grazie alla collega Anastasia e ai colleghi di Unine, ben ritrovati cari telespettatori anche dalla nostra pagina veneta del TG di Video Regione. Accanto a me l'ospite di questa sera, il sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello, con tanta carne al fuoco con la quale discutere nel corso del notiziario. Ma abbiamo un'altra questione, sindaco, a proposito sempre di rapporti con la Lega, quello delle piste ciclabili. Si è appellato nei giorni scorsi all'assessore provinciale Prataviera. Sì. Non si riesce a risolvere il problema. La provincia di Venezia ha presentato, come previsto dalla norma, il piano delle opere pubbliche e c'è la possibilità da parte di tutti, compreso gli enti locali, di fare delle osservazioni. Il Comune di Portogruaro ha fatto delle osservazioni a quel piano delle opere pubbliche, osservazioni che non riguardano preciso, e voglio precisare, il Comune di Portogruaro, perché quando parliamo di piste ciclabili parliamo piste ciclabili su strade provinciali. Quando parliamo di scuole, parliamo di scuole superiori di competenza provinciale. Ci siamo permessi di rappresentare al Consiglio provinciale alcune esigenze, tra cui la pista ciclabile di via Villanova e di Lugugnana. Su questo noi non abbiamo, dopo 2 anni che governa il centrodestra in provincia e prima il centrosinistra, ancora non abbiamo chiaro, nonostante abbiamo partecipato ai lavori perché lo abbiamo chiesto della quarta commissione per avere chiaro tempi, modalità, cronoprogramma, non abbiamo ancora chiaro, voglio dire, quando verrà fatta la gara per le piste ciclabili, non abbiamo chiaro se le risorse ci sono e vogliamo dare la garanzia ai cittadini che queste piste ciclabili si fanno. A tale scopo abbiamo organizzato una riunione a Lugugnana. Per poter però dare queste informazioni ai cittadini abbiamo bisogno della presenza dell'assessore provinciale. Quindi oggi abbiamo trasmesso all'assessore Prataviera una richiesta di verificare assieme a noi una data possibile per incontrare la popolazione e dire una volta per tutte quali sono le responsabilità, se ci sono, quali sono i percorsi, quando viene fatta la gara, quando iniziano i lavori, se i soldi ci sono e non ci sono e di chi è la competenza della realizzazione di un progetto che ormai è datato penso da 6 anni, 7 anni. In chiusura. Ora rientriamo in studio con il nostro ospite di questa sera, Emanuele Prataviera, assessore provinciale alla viabilità della provincia di Venezia. Chiudiamo con la storia delle piste ciclabili, che la vede contrapporsi al sindaco di Portogruaro Bertoncello, che anche dai nostri schermi vi ha richiamato insomma gli impegni. Si faranno o non si faranno? Ecco, purtroppo la realizzazione delle piste ciclabili di Lugugnana e Villanova è legata a un finanziamento di Veneto Strade, cosa che il sindaco di Portogruaro sa benissimo, e proprio perché noi eravamo a conoscenza delle difficoltà di Veneto Strade che voi avete appena citato, la realizzazione di queste piste ciclabili deve per forza avvenire attraverso un finanziamento di quella società. Per concludere, se posso, se mi è permesso, la provincia di Venezia ha sottoscritto un accordo, la nuova convenzione per le strade ex statali di Veneto Strade, che sono in gestione a Veneto Strade, risparmiando il 22%, perché questo 22% in meno sono soldi che ci venivano riconosciuti dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, ex ANAS, diciamo così, per le strade di ex competenza statale. Abbiamo ricevuto 22% in meno noi, così come lo hanno ricevuto le altre province, quindi a cascata anche Veneto Strade avrà per la manutenzione ordinaria il 22% in meno di risorse. E quindi si sistemerà di meno le strade? E quindi sistemerà di meno le strade, ma a tagliare chi è? È sempre lo Stato centrale al quale noi diamo tanti soldini e che purtroppo, tranne il nostro partito, nessuno vuole riformare con una riforma federalista. Grazie quindi Emanuele Prataviera, assessore provinciale ai trasporti della provincia di Venezia.